Cosa qua noi le abbiamo messe in Costituzione sottoscrivendo un altro trattato, di cui accennava prima Stefano Nora, qui presente, che si chiama Fiscal Compact, che impone cose ben peggiori di questa cosa, ossia il surplus di bilancio, ossia quando lo Stato, quando il governo sciaguratamente e anche criminosamente dal nostro punto di vista decide di spendere per noi di meno di quello che drena, qua dentro noi andremo in rosso. In questo caso qui, per una spesa che ammonta a 100, ci sarà un'entrata che ammonta a 120 e noi andremo a meno 20. Il computer del Ministero del Tesoro presso la Banca Centrale farà i salti di gioia, avrà di più. Quelli che piangeremo siamo tutti noi qui dentro. Questa cosa qua viene descritta come la virtù di uno Stato, dell'economia mainstream moderna e dell'Unione Europea che ci impone le austerità con le conseguenze drammatiche che noi abbiamo modo di vedere tutti i giorni, anche accendendo, anche guardando un semplice telegiornale. Quindi proviamo bene a pensare. Meno 20 un anno, meno 20 l'anno successivo, meno 20 così via per tot anni. Cosa succede al nostro paese? Succede che finiamo nello Zimbabwe, letteralmente, nello Zimbabwe d'Europa. Questa è una cosa voluta e c'è un motivo per cui fanno questo. Vogliono riprendersi la ricchezza. Le grandi elite finanziarie, neomercantili, derivano anche da casati immobiliari antichi, pensiamo ad esempio ai Taxis in Germania, ai Conte Etienne di Davignon, di origine belga, grande cerimoniere del Bilderberg. Tutte queste persone che ancora esistono, che si sono riciclati, che adesso stanno dentro le grandi aziende neomercantili, al grande mondo delle finanze. Cosa hanno pensato quando uscimmo dalla seconda guerra mondiale con le nostre costituzioni moderne, tese alla tutela del sociale, che volevano il bene della popolazione, della maggior parte della popolazione? Col cavolo hanno pensato che noi permetteremo tutto questo, col cavolo. Poi approfondiremo bene nella parte più storica, filosofica, il perché di tutto questo. Comunque questo è il sistema che attualmente è in vigore. Non solo da noi, anche in stati dotati di sovranità monetaria come gli Stati Uniti. Il motivo è questo. Il motivo è che le grandi elite non vogliono il nostro bene, ci considerano la massa ignorante da mettere da parte, come diceva anche uno dei fondatori dell'Unione Europea, Jean Monnet. E questo è il motivo, e questo è il pensiero originale al quale poi sono stati costruiti tutti i trattati, in base al quale l'Europa è governata da una massa di tecnocrati non eletti da nessuno, e questo è quello che ci hanno imposto. Economicamente parlando è corretto dire però che in effetti ci sarebbe un altro settore che può fare il giochino che abbiamo visto prima, quindi spendere per noi di più di quello che ci drena, che è il settore estero, che è il terzo settore di Wing-Odley. Se io Italia, faccio l'esempio del rapporto tra Italia e Germania, non è un esempio a caso, se io Italia riesco ad esportare di più alla Germania di quello che importo da lei, da un punto di vista finanziario per me va bene, perché riuscirò comunque ad avere un più 20 e a sottrarre liquidità all'altro paese che però andrà in deficit. Però proviamo bene a pensare. È veramente corretto impostare la nostra economia su una gara al massacro con le esportazioni, sulla competitività delle aziende? Assolutamente no, perché per esportare noi dobbiamo fare una cosa, noi dobbiamo essere competitivi, quindi i salari dovranno essere deflazionati, che è quello che ha fatto la Germania dopo l'entrata nell'euro, il più basso abbassamento di salari, meno 9% rispetto a tutti gli altri stati europei, e così potrò essere più competitivo. Questo batterà la mia domanda interna, la mia popolazione sarà resa quasi schiava. Anche in Germania oggi stanno aumentando di moltissimo i mini job, si parla addirittura di 5 milioni di persone che ricevono stipendi bassissimi, che non arrivano a nemmeno 500 euro, senza quasi nessuna tutela sociale.
E in più c'è da dire un'altra cosa, il settore estero per le sue definizioni è inaffidabile. Un bel giorno la Germania potrebbe dire: guarda cara Italia, io da te non compro più questo prodotto, questo servizio, perché mi conviene di più prenderlo dalla Cina piuttosto che dal Vietnam, dall'India, dal Sudan, perché adesso non va più di moda neanche la Cina. E allora a questo punto noi resteremo secco, quindi proviamo a pensare: è moralmente corretto che noi facciamo dipendere la vita di un paese, del nostro paese, da questa corsa a massacro, da questa guerra alle esportazioni? Assolutamente no. Proviamo a pensare anche ai servizi essenziali che devono essere sempre garantiti, quindi la tutela del sociale, degli anziani, dei bambini, della salute. Queste sono cose su cui noi non possiamo transigere e che oggi ci vengono tagliate, ci vengono ridotte anche queste, proprio nel nome di questa logica criminosa, diciamo, perché è quello che è. Adesso vediamo un'altra cosa. Provate a pensare agli schemini che vi ho appena fatto vedere con i settori e li vediamo in una struttura piramidale. Al vertice della piramide non ci sarà più il governo di uno Stato democraticamente eletto, ci sarà la Banca Centrale Europea, BCE, composta dalle 17 banche centrali di tutti i paesi dell'Eurozona, la quale cosa fa? Emette liquidità dal nulla, come facevamo noi quando avevamo la nostra moneta sovrana. Ma nulla da fatto ai ministeri del tesoro, agli stati, per rilanciare la loro economia. La dà a questi signori qua, per statuto, che sono gli investitori, quindi grandi banche di investimento private, anche fondi speculativi privati, fondi pensione, addirittura anche fondi sovrani arabi, libici, indiani, come confermato da Stefano Nardelli al giornalista Paolo Barnard. Stefano Nardelli è uno dei massimi funzionari italiani che lavora all'interno delle BCE. Solo a questo punto il governo potrà spendere per noi non governo. Ma attenzione, perché quello che prima era un falso debito, in quanto il monopolista della valuta ero io governo, adesso non è più un falso debito, perché adesso veramente gli stati devono indebitarsi, questi signori qui, con gli investitori, per poter spendere. Quindi il governo a questo punto potrà ancora spendere, però poi dovrà riprendere da noi tutto quello che aveva speso per noi e che dovrà essere restituito a questi signori qua, maggiorato di interessi. E questo matematicamente, anche senza arrivare al fiscal compact, si impoverirà su base costante di anno in anno. In questo caso qua, un passivo di 5 e un attivo di 4 per gli investitori. L'attivo delle banche centrali in grande parte viene poi ridistribuito al governo. Allora quelli che si arricchiscono veramente sono questi signori qui, i grandi investitori. Questa è una cosa voluta già negli atti fondanti dell'Eurozona, perché il pensiero economico neoclassico, neoliberista, soprattutto della scuola austriaca di Karl Menger, di Friedrich August von Hayek, sono stati di grandi promotori di tutto il pensiero economico dell'Unione Europea. I tecnocrati europei sono grandi ammiratori di queste persone qui. Queste persone qua lo dicevano esplicitamente che bisogna eliminare il ruolo dello Stato, metterlo completamente da parte. E vediamo bene, cosa vedete voi di strano qua dentro? Cosa ci fa il governo qui in fondo? Signori miei, questo è uno Stato dovrebbe essere lui in cima alla piramide che governa l'economia, lui che decide quanti beni finanziari darci al netto con le sue spese a deficit per far sì che l'economia si riprenda, per mantenere uno stato di occupazione alto, per avere la piena produzione industriale di beni e servizi. No, adesso il governo è qui in fondo, nel settore privato come tutti noi, per spendere è ridotto come il signor Rossi, che non ha più lo stipendio, che materialmente deve andare ogni giorno a chiedere, indebitarsi con le finanziarie sotto casa per tutte le sue spese, per lui e per la sua famiglia. In questa situazione qua è chiaro che i nostri governi non possono assolutamente fare più nulla per tutelare noi cittadini. Sono completamente messi da parte.
Ok, questi sono per dare autorità ai miei discorsi. Ho inserito anche degli estratti del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, in particolare queste cose che vi ho detto circa il funzionamento della Banca Centrale Europea sono contenute nell'articolo 123, che dice esplicitamente che la BCE non può finanziare alcun ente pubblico, alcun governo. Per enti pubblici intendiamo anche amministrazioni locali, regioni, province, tutto quello che è l'amministrazione di uno Stato. E addirittura l'articolo 124 dice che sono vietate anche le forme di facilitazione creditizia nei confronti dei governi. Ho qui voluto inserire anche un estratto dello statuto della Fed, della Federal Reserve, che è la banca centrale americana, per dare un'idea di quello che veramente è tenuta a fare, almeno in teoria, una banca centrale di uno Stato, moneta sovrana. E quello che mi preme sottolineare è questa cosa qua, ossia provvedere ai servizi finanziari allo Stato, al governo USA. Lo fa con un meccanismo complesso, che non è quello della banale vendita di titoli da parte del Ministero del Tesoro e della Banca Centrale, come avveniva da noi fino al 1981. Lo fa con un meccanismo molto più complesso, che coinvolge delle particolari banche private che si chiamano special depositories, che se volete alla fine potremo anche approfondirli questi discorsi. Comunque quello che mi preme sottolineare è che uno Stato a moneta sovrana alla fine è dotato di un governo il quale lui è il monopolista della valuta, è lui che può decidere di spenderla infinitamente. La banca centrale, contrariamente a quello che molti pensano, non è altro che un attore che alla fine deve fare il volere del governo, perché comunque è regolate, le sue attività sono regolate dalle leggi, dagli statuti approvati dal governo. Ok, a questo punto direi che abbiamo tutti gli elementi in mano per iniziare a fare un po' di ragionamenti insieme e combattere i grandi miti dell'economia neoclassica, neoliberista. Iniziamo dal primo, ossia il debito pubblico. Come prima abbiamo visto, un governo a moneta sovrana non è vincolato da nulla per poter emettere la sua valuta. Questo signore qua non esiste, cioè se io governo decido di spendere a deficit e qui dentro mi rimane un meno 20, non ci sarà alcun soldo che deve essere restituito a qualche misterioso creditore, che non esiste, non c'è. C'è nel nostro caso di noi stati dell'Eurozona che abbiamo perso la capacità di emettere moneta. Questo lo dice molto esplicitamente anche un economista neoliberista quale Alan Greenspan, grande amico di Milton Friedman, che è uno dei più grandi economisti neoliberisti mai esistiti nella storia recente, tra l'altro estimatore anche delle dittature sudamericane di Augusto Pinochet. E Alan Greenspan è stato anche lui, è un ex governatore della Banca Centrale Americana. E cosa dice Alan Greenspan? Dice esattamente questo che vi sto dicendo. Gli Stati Uniti non possono fallire, hanno probabilità pari a zero di fare default. Possono sempre emettere la loro valuta. E qui vediamo bene come in verità il debito pubblico è un fantasma, anzi è una cosa necessaria per tutti noi, perché senza debito pubblico all'interno del nostro settore non circolerebbero beni finanziari e sarebbe impossibile il loro accumulo. Lo vediamo bene da questi grafici qui, che sono stati portati a febbraio dell'anno scorso nei miti dell'MMT che si è tenuto a Rimini degli economisti MMT. E qui vediamo bene proprio come la spesa a deficit del governo, che è questa linea qua blu che vediamo sotto, corrisponde al centesimo all'attivo del settore non governativo, noi cittadini ed aziende. E questo è il caso dell'Italia dal 1995. Questa linea qui rossa, piccolo excursus, è il settore estero, quindi tutte le interazioni con l'estero. E in questo caso qui va bene, perché noi negli anni 90 avevamo una bilancia commerciale in attivo, quindi esportavamo di più di quello che importavamo,
va bene da un punto di vista finanziario, perché a fronte di una spesa a deficit del governo che era di meno 7, qui avevo un attivo di noi cittadini che era superiore a 10. Però ad ogni modo vedete come l'andamento della spesa a deficit del governo è sempre speculare al surplus del settore non governativo, noi cittadini ed aziende. E questo lo vediamo bene anche nel caso dell'America. Vedete bene come appunto la spesa a deficit del governo corrisponda al centesimo al surplus del settore non governativo. E vedete bene un'altra cosa molto importante che voglio farvi notare qui. La linea blu tratteggiata è il bilancio con l'estero, e vedete bene come gli Stati Uniti, che sono ancora oggi la prima economia mondiale, non è mai stato uno Stato che si è basato molto sulle esportazioni, perché le esportazioni non sono beni reali, costringono ogni popolazione a vendere dei beni reali per guadagnare dei beni finanziari che non saranno equamente redistribuiti tra la popolazione, perché i salari devono essere mantenuti bassi. Per esportare deve essere abbattuta anche la domanda interna se voglio produrre beni da buttare fuori dal paese, da esportare. E vedete bene appunto come l'America non si è mai basata su questa strategia, al contrario di altri paesi quali la Germania, un po' in generale tutti i paesi del nord Europa, che attualmente sono in crisi o comunque sono in stagnazione economica con crescite pari allo 0% praticamente. E in parte anche il problema del Giappone, il quale ha adottato una doppia strategia che è consistita nel puntare sia sulle esportazioni sia nello spendere molto a deficit. Soprattutto oggi il Giappone è lo Stato al mondo con il più alto debito pubblico e non a caso è anche uno dei paesi più ricchi al mondo, anzi probabilmente il paese più ricco al mondo. Una disoccupazione, pensate, che è inferiore al 4%. Questo è il caso della Spagna, in questo caso vediamo il contrario, praticamente il surplus in questo caso del governo che comporta il deficit del non governo e che è stata anche la causa della grave crisi a cui è andata incontro la Spagna, la grave crisi finanziaria che è avvenuta molto prima dell'Italia. La fonte è il Fondo Monetario Internazionale, tra l'altro, in questo caso. Il secondo fantasma è quello delle tasse, quindi se proviamo a fare insieme un ragionamento possiamo notare una cosa molto interessante che potrebbe stupire più di una persona. Il fantasma delle tasse, quindi capire veramente il perché il governo applica delle tasse a tutti noi cittadini ed aziende. Quello che noi comunemente siamo abituati a pensare è che il governo tassa, quindi trae la ricchezza finanziaria da noi per poter spendere. Ma alla luce di tutto quello che ho detto, per quanto riguarda uno Stato a moneta sovrana, guardiamo bene come succede, come avviene questa cosa. Perché se io governo non spendo, quindi non immetto qui dentro alcuna ricchezza finanziaria, come faccio a drenare, a venire da voi e chiedervi soldi, chiedervi ricchezza finanziaria? Non è possibile, è matematicamente impossibile e concretamente, all'atto pratico non è mai successo che le tasse in uno Stato a moneta sovrana abbiano mai finanziato un singolo centesimo di spesa da parte del governo, proprio perché il governo monopolista della valuta deve creare la ricchezza, deve spenderla e solo poi la può raccogliere con le tasse o con i titoli di Stato, che in uno Stato a moneta sovrana anche quelli hanno una funzione completamente diversa dalla spesa pubblica e se volete poi approfondiremo, è una cosa un po' difficile quella dei titoli. Comunque la logica è questa: io monopolista della valuta non posso venire da voi e chiedervi qualcosa se prima non ve l'ho data. E questo lo dice bene, tra l'altro, anche Ben Bernanke, l'attuale presidente della Fed americana, il quale in un'intervista del CBS ha risposto al giornalista che noi Fed, noi governo americano, banca centrale americana, per salvare le banche e gli istituti finanziari dal grande crack conseguente alla crisi dei mutui subprime,
cosa abbiamo fatto? Non abbiamo usato i soldi delle tasse, abbiamo semplicemente accreditato i conti correnti che le banche hanno presso le Fed, le loro riserve, semplicemente digitando tasti al computer. Questo certamente non perché Ben Bernanke vuole dire alla popolazione che concretamente lo Stato può spendere per noi tutto quello che vuole. L'ha detto perché la risposta alternativa sarebbe stata ben peggiore, perché con la grande crisi finanziaria avvenuta in America ci sono state spese da parte del governo della banca centrale che sono arrivate a cifre veramente pazzesche, si parla addirittura di 29 trilioni di dollari, quindi il doppio del PIL degli Stati Uniti. Fornire la risposta che tutti quei soldi venivano dalle tasse avrebbe fatto scatenare una rivoluzione probabilmente. Sarebbe stata una risposta ad ogni modo ben peggiore da dire quei soldi lì li abbiamo creati noi. E a tal proposito adesso vediamo anche un video in cui sentiremo direttamente cosa dicono Ben Bernanke e Alan Greenspan e sentiremo anche cosa dice un altro signore. Il titolo di questo video è "La moneta non è un oggetto". And in a recent C-SPAN interview, President Obama was asked about the $1.7 trillion debt the government has racked up, along with an $11 trillion deficit, and he had this sobering response. At what point do we run out of money? Well, we're out of money now. We're operating in deep deficits. Do you agree that short-term spending is okay? But he contradicts himself. He wants to spend more money, but he admits we don't have any money. So the question is, where does he get the money? Is that tax money that the Fed spending? It's not tax money. The banks have accounts with the Fed, much the same way that you have an account in a commercial bank. So to lend to a bank, we simply use the computer to mark up the size of the account that they have with the Fed. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default. I directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. I am determined that the American dollar must never again be a hostage in the hands of international speculators. Ok, quindi abbiamo visto direttamente cosa hanno detto Ben Bernanke e Alan Greenspan. Il terzo signore del video era il presidente Nixon, che nel 1971 sganciò il valore del dollaro e dell'oro. Da quel momento praticamente è nata la moneta moderna, la moneta fiat, la moneta sovrana moderna, la quale possiede tre caratteristiche. Quella di non essere legata a qualsiasi metallo prezioso, quella di essere slegata da qualsiasi cambio fisso con qualsiasi valuta e quella di essere emessa in condizioni di monopolio da parte del governo. In queste tre situazioni, e solo qualora queste tre situazioni si verifichino contemporaneamente, il governo concretamente è detto moneta sovrana e può materialmente emettere questa valuta in continuazione, senza alcun limite pratico, limite operativo. Ma attenzione, se è vero, come abbiamo detto e come penso si sia bene capito fino adesso, che io governo non ho bisogno delle tasse per poter spendere, è anche vero che questa freccia qui, le tasse in uno Stato a moneta sovrana sono discrezionali. Cioè, in una situazione di crisi, adesso che ci arrabattiamo tanto per un punto percentuale di IVA sull'IMU, su queste cose, questa situazione qua, per rilanciare l'economia,
le tasse per particolari settori e in particolari situazioni le potremmo addirittura azzerare. Non so se mi spiego. Oggi tutti noi ci mettiamo delle tassazioni altissime che soffocano le nostre aziende, il nostro potere di spesa. Pensate un po' a cosa veramente le enormi potenzialità che un popolo dotato delle sue monete ha per fare il bene della sua popolazione. Proviamo bene a pensare quindi quale crimine sia stato accettare un sistema come quello dell'Eurozona. In quel sistema che abbiamo visto prima con la piramide, in quel sistema, allora sì che le tasse veramente servono per finanziare le spese del governo, perché in questa situazione il governo prima deve andare a chiedere i soldi in prestito, solo poi li può spendere, ma se non è abile nel restituire agli investitori i soldi con tanto di interesse, questi signori qua possono addirittura in situazioni estreme venire a negarci il credito. In queste situazioni qua veramente chi evade le tasse può determinare un grande crimine, la chiusura di una scuola, di un ospedale, in questa situazione qui. L'evasione fiscale, se ci pensiamo bene, in uno Stato a moneta sovrana non è affatto quel grande crimine a cui fin da piccoli siamo stati abituati a pensare. È pur vero che ci sarà il furbo, che c'è il riccone che va per andare in vacanza, che c'è chi esporta il capitale, ma proviamo anche a pensare alle piccole e medie imprese, ai piccoli artigiani che se non ne vanno a volte devono chiudere, c'è poco da fare. Molti anche non vogliono mettere sulla strada i loro lavoratori. Pagare le tasse è importante, non è un crimine, l'evasione fiscale in questo sistema non deve essere messo in prigione, però pagare le tasse comunque è importante, a meno che il governo non faccia le azioni criminose che abbiamo visto prima, perché le tasse comunque una funzione ce l'hanno. E adesso vediamo bene insieme qual è questa funzione, qual è perlomeno la funzione principale delle tasse in uno Stato a moneta sovrana. Allora, rifacciamo tutto il percorso. Il governo a moneta sovrana spende la sua valuta, spende e tassa nella sua valuta, quindi le persone, noi settore non governativo, dovremmo vendere i nostri prodotti, i nostri servizi per guadagnare la valuta dello Stato e ripagare quella valuta dello Stato. La funzione principale delle tasse quindi è quella, se ci pensate bene, di dare valore alla valuta dello Stato, perché se io Stato emetto la valuta e la do a voi ma non impongo le tasse, alla fine voi potete anche rifiutarvi di utilizzare quella valuta, potete anche decidere di crearne una per conto vostro. All'interno dello Stato si possono anche venire a creare tutta una serie di situazioni di microfeudi praticamente, in cui ciascuno è libero di accettare o meno la valuta dello Stato. Ma quando lo Stato impone, e qui ci richiamiamo a George Friedrich Knapp, quando lo Stato impone la tassazione, alla fine obbliga tutti voi, per avere diritti, voi per poter vivere in uno Stato, le tasse le dovete pur pagare, quindi obbliga tutti voi qui dentro a procurarvi quella valuta, altrimenti al di fuori di quella porta là che vedete in fondo non ci potrete andare, perché lì in fondo c'è l'uomo delle tasse che deve prelevare da voi una certa quantità di soldi che vi ho dato, ed è questo il valore principale delle tasse in uno Stato a moneta sovrana, fa sì che voi accettiate quella valuta, senza la quale non potrete vivere in uno Stato. Facendo l'esempio di questa stanza, non potrete andare fuori dalla porta, perché là c'è il mio agente che pretende da voi il pagamento di questo tributo per poter uscire. Ci sono anche delle altre funzioni delle tasse, che sono quelle di incentivare determinati comportamenti e disincentivarne altri, quali ad esempio, per fare un esempio tra i tanti, i comportamenti virtuosi o meno nei confronti dell'ambiente. E ci sono anche delle altre funzioni, quali evitare che si formino oligopoli, enormi ricchezze in grado di scalzare, di spodestare il governo delle sue posizioni. Però alla fine le funzioni delle tasse sono queste, non sono affatto quelle di procurare fondi al governo per poter spendere. Questo è assurdo in uno Stato a moneta sovrana.
Veniamo al terzo fantasma, che non è meno terribile dei primi due, che è il mostro dell'inflazione, un grande altro falso mito dell'economia neoclassica, neoliberista. Questo qui è un volantino che pensate è stato distribuito dalle BCE alle scuole, in cui praticamente, se voi anche entrate in questo sito qua che ho evidenziato, che è il sito dell'educazione delle BCE, vedete dei video, dei cartoni animati, dei giochini, in cui materialmente i funzionari delle BCE cosa fanno? Insegnano ai bambini che l'inflazione, che alla fine non significa affatto aumento dei prezzi, perché inflazione significa aumento della moneta. L'inflazione è male assoluto, è molto meglio una condizione che si chiama deflazione, questo è scritto proprio come ve lo sto dicendo, molto meglio della deflazione, quindi meno moneta, impoverire la popolazione, al fine della stabilità dei prezzi. E vediamo bene se queste sono cose vere o sono le ennesime fandone. La formula dell'inflazione, questa qui si chiama equazione di Fisher, è un'equazione universalmente accettata in economia. Quindi abbiamo che M è l'offerta della moneta da parte dello Stato, B la velocità di spesa, ossia quante volte in una determinata unità di tempo il denaro passa di mano in mano tra i vari attori economici. P è il prezzo medio di beni e servizi in una determinata nazione. Y invece è la quantità di beni e servizi che possono essere prodotti all'interno della nazione. Cosa dice l'economia neoclassica? Di Milton Friedman, Phillips, tutti i grandi economisti neoclassici. Inutile tu che lo Stato che emetti per tentare di uscire dalla crisi la quantità, l'offerta di moneta. E questo non farà altro che causare l'aumento dei prezzi, perché Y, cioè quantità di beni e servizi, V e Y sono sempre costanti. In un determinato momento storico, loro dicono, è impossibile produrre di più di quella quantità di beni e servizi. Questa, penso anche, ragionando anche in base a tutto quello che abbiamo detto, è una completa idiozia, perché la massima quantità che può essere prodotta di beni e servizi sarà possibile solo col pieno impiego dei fattori produttivi, ossia con la piena occupazione, quindi impiegando tutte le persone che materialmente possono dare il contributo per aumentare l'offerta di beni reali, cioè prodotti e servizi. E lo vediamo bene nel caso del Giappone, ad esempio. Il Giappone, come accennavo prima, è lo Stato al mondo che ha fatto la più grande offerta per il settore non governativo di moneta, in quanto è andato a debito fino a quasi il 230% rispetto al PIL, e a fronte di un'offerta di moneta elevatissima, pensate, il Giappone ha un'inflazione che è ancora inferiore all'1%, quindi più bassa di noi Italia, paese deflazionato dell'Eurozona. Lo vediamo bene anche nel caso dell'Italia. L'Italia, dopo il 1980, con il cosiddetto divorzio tra Banca Italia e Ministero del Tesoro realizzato da un individuo per noi piacevole che risponde al nome di Beniamino Andreatta, questo cosiddetto divorzio comportò altissimi tassi di interesse che hanno fatto sì che la spesa deficit e il debito del nostro paese aumentasse e raddoppiasse praticamente nel giro di 10 anni fino ad arrivare al 110-120% del PIL da 60 qual era all'inizio degli anni 80. A fronte di tutto ciò, nonostante la presenza della scala mobile che viene descritta come il mostro che causa inflazione, pensate, l'inflazione passò dal 22% che era nel 1980 al 6% alla fine degli anni 80. La scala mobile, per chi non lo sa, era un meccanismo che consentiva di adeguare il livello dei salari reali all'inflazione in modo da non distruggere il potere di spesa delle famiglie. Era descritta dall'economia neoclassica, da Andreatta, da Ciampi come il mostro da togliere, infatti poi è stato tolto per far sì che non ci fosse inflazione. Nonostante ciò l'inflazione calò di quasi 4 volte. Ma al di là di questo, al di là del fatto, come abbiamo visto, che l'offerta della moneta non causa di per sé inflazione, o per meglio dire la causa solo in determinate condizioni, cioè quando si satura la capacità produttiva. Ma al di là di questo,
Siamo veramente convinti che l'inflazione è il male, il peggiore assoluto in economia? E adesso vediamo una cosa molto interessante. Guardate bene questo schema, questi schemi li fa vedere anche spesso Paolo Barnard durante i suoi convegni e per me è molto importante sottolineare bene cosa c'è scritto qui dentro perché questi sono concetti assolutamente fondamentali da capire. L'Italia nel 1980 ha avuto la sua più alta inflazione, pari al 22% quasi, la più alta inflazione della storia repubblicana d'Italia. A fronte di questo, guardate com'era il PIL. Più 3,5%, quindi 3, 2,8, addirittura sopra a 4 siamo andati una volta. Questi livelli qua di aumento annuale del PIL ce li scondiamo ora con l'euro. Pensate che dopo l'entrata nell'euro l'Italia un solo anno riuscì ad avere il PIL maggiore del 2%. Ma al di là di questo, al di là del fatto che comunque le spese aumentavano, la produzione aumentava, come vediamo qui. Vediamo anche questo altro dato. Tutti questi dati, tra l'altro, sono di fonti neoliberiste, in questo caso il database della Commissione europea. Guardate bene questo dato qui che è molto interessante, molto simpatico. Economisti neoclassici, Tito Boeri, Giavazzi, Boldrin, Giannino. Giannino non è un economista, ma lo nominiamo lo stesso perché si innalza a questo livello da solo. Cosa dicono? L'Italia del 1980 con quell'inflazione altissima era lo Zimbabwe d'Europa. Ma vediamo bene questo grafico qui, guardate bene questo dato. Questo dato, che è fornito dall'Ocse, rappresenta il risparmio medio delle famiglie sul reddito annuale. Quindi nel 1980 l'Italia, con la sua più alta inflazione, aveva il più alto risparmio al mondo delle famiglie. Eravamo in assoluto il più ricco Stato al mondo, addirittura più ricco anche del Giappone. Nel 1990 questo dato è aumentato ulteriormente, è dato anche il 25,5%. Quindi assolutamente non eravamo lo Zimbabwe d'Europa come continuamente i medi ci dicono. Ma guardiamo questo dato che è ancora più interessante. Allora, nel 2009 l'Italia ha avuto la sua inflazione più bassa, quindi 0,76%, e cosa direbbero i nostri media virtuosi che puntano tutte le manovre economiche quasi esclusivamente sul contenimento dei prezzi? Questo è un paese moderno, questo è un paese che funziona con le carte, con i conti a posto. Bene, vediamo. Questo è il risparmio medio delle famiglie nel 2009. Pensate, a fronte di un'inflazione che non era nemmeno all'1%, il nostro potere di acquisto con l'euro si è ridotto di ben 4 volte. Questo l'ho inserito, questo fantasma l'ho inserito proprio per il bene dell'Italia, diciamo, perché uno dei discorsi che si sente più spesso dire nei media, nei talk show, è questo: se l'Italia esce dall'euro, se comunque si svaluta la propria valuta, questo farà sì che ci sia un pari ammontare di inflazione. Stime più pessimistiche per l'uscita dall'euro dell'Italia, che sono quelle del gruppo bancario giapponese Nomura, parlano di una svalutazione che potrebbe arrivare leggermente sopra il 20%. Cosa dicono gli economisti mainstream politici parimenti? Ci sarà un'inflazione del 20%, che come abbiamo visto prima non era una cosa così mostruosa, che ucciderà la nostra economia. Per fare un esempio, se voi andate su YouTube e digitate con la ricerca i criminali dell'inflazione, vedete un video che illustra praticamente un intervento del dottor Paolo Becchi del Movimento 5 Stelle, a una trasmissione su Rai 3 che si chiama Agorà, che veniva pesantemente insultato da due falsari dell'economia mainstream che continuamente lo incazzavano e gli davano del matto perché se si esce dall'euro l'Italia avrà un'altissima inflazione pari alla svalutazione. Ma guardiamo bene i dati empirici per capire se veramente stanno così le cose. E guardiamo questo caso qui.
Questa è la svalutazione che è stata realizzata per lo buon, che è la valuta della Corea del Sud. Quindi due picchi di inflazione molto consistenti, perché nel 1998 quel paese è andato al 100% di svalutazione e nel 2009 l'80%. Guardate l'inflazione cosa ha fatto. Nel 1998 è andata dal 4 all'8%, quindi non è aumentata dal 100%. Nel 2009 è andata dal 3 al 6% e dopo questi piccoli picchi dovuti all'aggiustamento della valuta è subito ridiscesa e si è stabilizzata.